Un oggetto, una parola, un odore hanno spesso la forza di richiamare alla memoria luoghi conosciuti. Piccole cose emblematiche che aiutano a cogliere e definire le specificità di un ambiente e contengono, evidenti o nascoste, molte informazioni su di esso. Così un piatto tipico, gli ingredienti da cui è composto, le tecniche di preparazione, le modalità di conservazione e di consumo, rimanda a particolari ricorrenze o momenti di vita individuale o comunitaria, all'ambiente, agli animali e alle erbe, all'allevamento, agli eventuali scambi con altre aree non necessariamente vicine. La peta ad Andreis, Petuccia a Clout, Pitina in Valtramontina, con le sue varianti locali e la sua evoluzione nel tempo, ne è un esempio. Tipica della montagna del Friuli occidentale, pur con particolarità locali, è in origine carne insaccata, insaporita con erbe aromatiche, prevalentemente finocchio selvatico, ed affumicata per una più lunga conservazione. La tradizione della pitina in Val Tramontina è ancora viva in molte famiglie. Anche se adesso la si trova spesso fatta con carne di pecora o montone, un tempo si usava soprattutto la carne degli animali cacciati. Quelli d'allevamento, infatti, venivano venduti per comprare cose più difficili da trovare sul posto: riso, pasta, farina. Giuseppe Facchin, uno dei vecchi cacciatori della valle, della pitina fatta con carne di camoscio ha lontani ricordi. Ma allora si andava via a caccia la mattina alle 5 con la neve a mezzo metro, poi si rientrava la sera, se lo lasciava dentro la pelle, si teneva via solo gli interiori, se lo lasciava lì un giorno dentro la pelle in modo che venisse un po' più molle, poi si tirava via il giorno dopo la pelle e si faceva delle pitine strette ben bene, poi se le metteva a seccare dentro il camino, col fumo del camino. Dentro si metteva una cosa, adesso non so per italiano come si chiama, là si diceva arsince, sul posto della salvia, dell'asmarino, c'era un'erba che veniva sul prato che aveva un odore come l'asmarino. E se lo metteva dentro lo stapituccia così. Poi se lo metteva un 8 giorni, 15 a fumicare, poi si tirava via, si metteva dentro un ferro, se lo piccava dietro la porta e se lo mangiava così. Anche ad Andreis la tradizione della peta non è scomparsa. Ci sono ancora persone che per farsela in casa allevano qualche capo, come Renzo De Paoli che, appassionato della conservazione delle tradizioni locali, ci mostra come veniva fatta la peta di Andreis, ricostruendo un vecchio attrezzo ormai scomparso usato per sminuzzare la carne. Chi sarebbe un articolo di mio nonno che veniva per stare così. E dalla mattina alla sera veniva qualche ora qui. Fatta che ora qui veniva tra sale e pepe, andiamo a mettere sale e pepe e dopo per mangiare che vuoi gli aveva al sacco, gli aveva il sacchi, faceva un bel sacco, una quantità, un grande piccia. Bene, al sacco in che volta all'era di chili di patate. Mentre se uno adesso lo vuole fare, qui è una tela di questo formaggio distillato, che si può chiamare rempi miei, e faceva spessore così. Veniva così, pulito, ecco, questa qui veniva così, poi si metteva una bella brea per persona,
così. E dopo bisogna mettere sul pace. Il ciò in chiesa era sempre a disposizione. Ecco. Poteva stare 3-4 giorni, 5, che si impete giù. E quindi io penso che dovrebbe essere il nome della peta d'Andreis. Ecco, dopo di così veniva, se uno la voleva il fumo, la fumicava, e se no la picchiava per ora. Ma una volta era al focolare, sempre in chiesa, non commentava così da nessuna banda, e veniva picchiata come questa. Passare schi, veniva a picchiare il fumo qualche giornata e dopo veniva spelata come questa. Ecco, veniva spelata così, con planut, a norma che io commentava al personale. Ecco. E dopo era come da mangiare. I mutamenti nell'economia locale si sono riflessi anche sulla peta. Tipo e qualità della carne usata, aromi, tempi e luoghi di preparazione, modalità di conservazione e consumo hanno seguito l'evoluzione sociale dei paesi. Naturalmente la carne non viene più macinata a mano. Per renderla più morbida viene aggiunto il grasso di maiale, una volta difficile da trovare nelle zone montane, che contribuisce inoltre a contrastare il sapore intenso della carne secca. Ad Andreis inoltre la peta viene oggi insaccata in budello animale, caratteristica principale che la differenzia dalla petuccia e dalla pitina, che invece hanno forma di polpetta e vengono infarinate e non insaccate. Un tempo, la dura vita della montagna non dava la possibilità di scelta di sapori e carni che oggi invece ha permesso a Fabrizio Giordani, esperto macellaio di Cloud, di sbizzarrire la sua fantasia. Allora, questa è coi funghi porcini. Questo tipo qua è ai semi di papavero, dopo c'era il peperoncino, dopo è a ginepro, questa è normale, sale, pepe, aglio. Questa è aromatizzata al coriandolo, dopo c'è questa che è tradizionale col finocchio selvatico, questa è al sesamo e dopo ce l'abbiamo anche col capriolo, con selvaggina la facciamo. Anche i modi con cui viene portata a tavola si sono diversificati. Consumata un tempo quasi esclusivamente cruda, affettata come un comune insaccato o ammorbidita con il zuff della polenta liquida, viene oggi invece presentata diversamente, come nel locale gestito da Ubaldo Alzetta. La uso sia come antipasto, sia come primo e sia come secondo. Cioè, come antipasto la uso praticamente servita con del crème molto morbido, molto delicato, che non copra il sapore della peta. Quindi praticamente invece di usare il burro, usare questo tipo di crème. Come primo invece la uso con i gnocchi e faccio praticamente un ragù molto morbido, non il classico ragù cotto molto, cioè una cosa molto veloce con del pomodoro fresco, del basilico, del peperoncino e salto dentro questi gnocchetti e poi aggiungo della ricotta fumicata. Questo è il primo. Mentre il secondo la uso praticamente bagnata con l'aceto e poi dolcificata con un po' di panna, quindi viene una cosa molto delicata, sempre con una polenta molto tenera, viene usata in questa maniera. Ma se da un lato il progresso sociale ha portato a queste evoluzioni per la peta o petuccia o pitina come la si voglia chiamare,
dall'altro si evidenziano anche aspetti negativi. Oggi, ad esempio, è difficile trovare, soprattutto tra i giovani, chi decida di dedicare una giornata di lavoro per farsela in casa. Inoltre, la rigidità dell'attuale legislazione sanitaria non contribuisce certamente ad incentivarne la produzione. Tutto ciò fa sì che la pitina, da piatto comune, stia lentamente scomparendo dalle tavole. Cammino contrastato da iniziative come quella dell'Arcigola, denominata l'Arca, metaforico contenitore dove far entrare per proteggerne la salvaguardia quelle specialità alimentari tipiche che corrono il rischio di scomparire, portando forse con sé anche quella storia del luogo d'origine che in esse contengono.